struttura sta nascendo, ovviamente è un lavoro molto impegnativo. Tante ore di lavoro, tante ore di programmazione, tante ore di installazione, di progettazione. Ho visto qua in Calabria, a partire dall'entusiasmo degli organizzatori, anche grande collaborazione, grande partecipazione. Come si può vedere si sta facendo un buon lavoro e un buon risultato, a quanto sembra. Qui nell'area mercatale di Rende 12 giorni di Oktoberfest che allieteranno gli amanti della birra e non solo, non si pagherà assolutamente l'ingresso. Assolutamente no, così come accade a Monaco di Baviera, l'ingresso sarà completamente gratuito e noi metteremo a disposizione di tutti, così come ha detto lei, non solo degli amanti della birra ma delle famiglie, degli anziani, dei bambini, un'organizzazione straordinaria che prevede una serie di eventi nei 12 giorni appunto fruibili in maniera completamente gratuita. Parliamo per esempio della band bavarese che sarà qui ogni sera e parliamo anche di tutti i gruppi che ogni sera a partire dalle 22:30 si alterneranno sul palco per esibirsi. Inoltre sono previsti anche intrattenimenti per i bambini, il sabato, le domeniche e il primo novembre, giorni che saremo aperti anche a pranzo. Noi abbiamo previsto degli intrattenimenti interni per i bambini con dei gonfiabili, proprio per far sì che possa essere una festa destinata alle famiglie, destinata a tutti quanti, non solo agli appassionati di birra. Stiamo vedendo che alle vostre spalle state lavorando alacremente proprio per mettere a punto gli ultimi dettagli di questo evento importante. Vi è stata vicina anche l'amministrazione comunale di Rende, un evento importante dedicato anche alle famiglie, perché dobbiamo dire che non è solo un evento per gli amanti della birra. Assolutamente, è un evento per tutti quanti, la festa per tutti, è una festa che deve raccogliere tutte le tipologie di clientela, dai bambini, perché ci sono le giostre, agli adulti, alle persone anziane, perché dove l'hanno fatta a Cuneo, quando sono arrivati c'era la prima volta, c'era timore di questa festa importante, di questo padiglione enorme che entrava nel territorio e quasi ad imposizione. Invece poi, dopo che sono andati via al 12° giorno, quando hanno visto che si smontava al 13° giorno, hanno cominciato a dire: ma perché ve ne andate, perché non rimanete, in quanto è veramente una festa dove ci si diverte, ma in modo sano e per bene. È una festa unica, come si svolge a Monaco da tantissimi anni, la festa più importante al mondo è l'Oktoberfest. Tutti i prodotti e tutte le risorse umane che abbiamo potuto reperire qui, perché c'è la birra naturalmente arriva dalla Germania, però il distributore è qua di Cosenza, quindi abbiamo preso tutti i prodotti e tutte le risorse del nostro territorio, perché vogliamo rilanciare quella che è una regione bella e forte come la nostra.